Parliamo di calcio, non vi preoccupate amici bellini, d'altra parte oggi c'è la partita dell'Italia, poi ci sono tutti gli altri nostri nazionali che dobbiamo guardare bene, ma visto che anche Politano è stato sfortunato e purtroppo dobbiamo fare cronaca, perché su dove poteva succedere, cominciamo. Do il benvenuto a Silvio Tandurella e do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che magari si sono affacciati su questo canale oggi. Do il bentornato a tutti quelli della community che lasciano un like a prescindere e io ve ne sono grato. Parliamo di calcio, parleremo di calcio, magari vi faccio uscire un'analisi, se la partita dell'Italia esce interessante, magari gioca Ngonghe, ne parliamo sicuramente. Stavo facendo il conto dei giocatori, allora oggi può toccare a Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori come a Ngonghe, domani tocca a Lobo, tocca a Kvara e anche a Olivera, per queste trasferte pazzesche che si deve fare Olivera. Il 12 ottobre invece tocca a Gilmour o Gilmour come preferisce Conte e McTominay, come anche a Rachmani. Il 13 non succederà niente, parleremo probabilmente di altre cose. Il 14 Italia e Israele, poi toccherà di nuovo a Lobotka, toccherà di nuovo a Ngong, probabilmente, vediamo se gioca, a Kvara eccetera eccetera. Io non so se Rafa Marin giocherà, di solito lo convocano e lo lasciano in tribuna, ma insomma ci sarà da parlare anche di calcio. Non dimentichiamoci Anghissà che si fa l'11 e il 14. Insomma ragazzi, anche Politano, situazione leggermente diversa, perché ci fanno sapere che insomma era in un ristorante, esce e non trova la macchina, quindi forse, se vogliamo, meno traumatico del trovarsi la macchina distrutta, con il fatto di sentirsi pedinato così. Non trovi la macchina, ti senti male, perché ti senti male, però non hai quella sensazione di sentirsi pedinato. Il fatto è che quando parliamo di gente famosa che sono, appena si muovono uno lo sali, perché succede solo a Napoli? Questo ci dobbiamo chiedere e andiamo a vedere. Roberto Baggio, nella sua villa ad Altavilla Vicentina, in questo caso fecero proprio irruzione in casa mentre guardava una partita con tutta la famiglia, lo chiudono in una stanza, come capitò anche a Teo, ma Teo non era presente in casa, nella villa di Cassano Magnago o Magnago. Insomma, le vittime in questo caso sono la compagna e il figlio che erano presenti. Toccò a Milik dopo la vittoria contro il Liverpool. Il calciatore stava tornando a casa, caschi integrali e perdi il Rolex. Icardi nei pressi dell'Arena Civica di Milano, due individui su una motocross. In questo caso non era un Rolex ma era un plot. Osil e Kolasinac, questo praticamente è successo all'epoca quando giocavano nell'Arsenal. Tra l'altro c'è anche un video che gira, io l'ho trovato su Facebook, dove Osil si chiude in macchina e Kolasinac comincia a prendere le difese anche del compagno. Quelli stavano coi coltelli e Kolasinac prova a mani nude a prendere a pugni i malviventi. Bonucci anche reagì una volta, è capitato ad Insigne. Poi questa mi sembra un po' un'aggiunta che non lo so, l'Insigne stesso l'ha raccontata sta cosa, che i malviventi hanno detto: se poi segni a Firenze ci dedichi il gol, non lo so. Marchisio, irruzione nella casa a Vinovo. Seedorf, la sua villa a Robecco sul Laviglio, 110.000 euro di refurtive. Donnarumma a Parigi, e in questo caso saliamo a 500.000 euro. Zaccagni, parliamo della sua casa a Roma Nord, al rientro fa la scoperta sconvolgente. Zielinski, nella zona di Vercaturo, non si trovava in casa. Di Maria e Vlahovic in zona Gran Madre. Poi questi sono quelli che chiamano i casi più eclatanti. Poi nello specifico di ogni città ci sono inchieste che vanno un pochino più nel profondo, e questa mi sembra concentrata sulla città di Roma, perché si parla di Zaccagni di nuovo, poi si parla di Smalling, 3 rapine nel giro di 2 anni, El Shaarawy. Poi tornando indietro nel tempo capitò anche a Batistuta, è capitato a Fonseca quando allenava la Roma, poi è toccato anche a Correa quando era ancora la Lazio. Qua possiamo aggiungere anche un dettaglio che è lo sfogo, perché poi non sempre, poi ognuno reagisce in maniera diversa. Qualcuno si sfoga
sui propri social, qualcuno non fa niente, qualcuno va direttamente a denunciare, le notizie comunque si sanno perché sono dei VIP. A quel codardo che è venuto a rubarmi la a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro, vi aspetto, eccetera eccetera. È toccato a Cristante, a Edin Dzeko, toccò anche a Raja Nangolan, come a Gervinho, a Balzaretti. Ma qua dicono pure il difensore Juan, ma non lo so se si tratta di Juan Jesus quando era a Roma o se c'è un altro difensore che si chiama Juan solamente, me lo potete dire voi nei commenti. Quindi anche lì non si sentiva sicuro, evidentemente. 2 anni prima tocca un altro difensore romanista, Cristian Panucci, come anche Marco Del Vecchio, e quindi come vedete succede solamente a Napoli. Ci sono anche degli approfondimenti per quanto riguarda Milano o Bergamo, insomma quella zona lì della Lombardia. Ripete Roberto Baggio, si ripete Donnarumma. 6 i calciatori dell'Atalanta durante le partite, più facile, no? Sai che sta giocando, sai benissimo dove sta. Toloi, Jeremy Boga, Dalmine, Muriel, Musso, Scamacca, anche De Miral. Anche i giocatori dell'Inter nel mirino, Çalhanoğlu, Stefano Sensi, anche Perisic, il caso Teo Hernandez, ne abbiamo parlato. E tornando alle cose nostre, dobbiamo ricordarci che nell'anno dell'arrivo di Kvara e Kim furono entrambi battezzati, e lo ricordiamo bene, oltre a non poterci dimenticare della macchina di Spalletti. Poi qui vengono citati anche Mady Camara e Matic della Roma. Insomma, noi vogliamo per forza cercare un legame con il perché lo sto leggendo, no? Ed è qualcosa contro la società, quando i tifosi, ma perché dobbiamo pensare che siano i tifosi che stanno organizzando questa cosa? Io questo non capisco. Quando succede lo stesso fatto a Gigino Esposito può fare anche la denuncia. Tra l'altro Gigino Esposito lo sa che quando fa la denuncia lui può essere anche che finisce lettera morta, perché dove lo trovi, quali indagini fai per Gigino Esposito, ma la notizia non gira, e gira quando è Matteo Politano, quando è Teo Hernandez, quando è Perisic. Perché? Perché è un nome che tu lo cerchi, fa risonanza e se ne parla, però se ne deve parlare bene, perché se continuiamo a dire che succede solamente da una parte, diciamo il falso e proviamo a mandare avanti una narrativa che punta a creare ulteriori divisioni territoriali, perché poi quando succede a Milano, credetemi, lo leggo in giro, non si parla dei milanesi che fanno così, loro danno la colpa di solito all'immigrazione, quando invece si parla di Napoli non si prende in considerazione che possono essere altri che non napoletani stessi, così i milanesi non fanno queste cose, mentre i napoletani sì. Ed ecco che scatta quella storia assurda del napoletano onesto che vuole chiedere scusa, così. Poi mi sembra evidente che abbiamo chiesto scusa per Kvara, abbiamo chiesto scusa a Neres, non ho letto scuse per Juan Jesus, ho letto battute, non sto leggendo scuse per Politano è un altro che viene preso di mira a prescindere dalle sue prestazioni con il Napoli, è uno che se ne anda perché non si sopporta più, è arrivato Neres, deve giocare Neres, quindi la battuta è stato Neres, poi quando fu capito a Neres è stato Politano, e vi renderete conto che siamo alla frutta. Tra l'altro nel giorno in cui succede il fatto di Juan Jesus con lo sfogo, perché poi questa può essere la differenza, uno si sfoga e l'altro no, ce n'è stato un altro di sfogo e non lo so se ha avuto tutta questa risonanza. A me l'hanno mandato in privato, non l'ho visto ritwittato da chiunque, insomma dai tifosi o da quelli indignati. Parliamo di Nicola Bartolini, campione del mondo, ginnasta italiano. Milano è una città raccapricciante. Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia per sfortuna del povero e sfigato ladro. Anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni. Non c'è sicurezza in questa giungla di città. Ne succedono di tutti i colori tutti i giorni. Fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire. Mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore. Questo sfogo parte con Milano è una città raccapricciante. Immagino che tutti i milanesi si siano razzelati e che abbiano dato la colpa a Bartolini di fare di tutta erba un fascio e di fare brutta pubblicità alla città.
penso che sia successo, sta girando questa cosa, o l'avete saputa da me? Giusto lo chiedo, perché poi può capitare che le notizie sfuggono perché magari non siamo geolocalizzati lì. Questo è un mondo brutto, siamo circondati, non c'è niente da fare, e siamo circondati anche noi semplici cittadini. Quando succede a qualcuno che ha un nome, che è famoso, fa il giro dei social e viene amplificato. Succede a uno di noi, possiamo solo sfogarci con i nostri cari, con i nostri parenti, i nostri amici, e non succede niente. Questa poi è la grande differenza. La voglia di trovare, vi dicevo, una connessione per forza con il tifo organizzato, perché poi a Milano sta succedendo tutto quello e adesso risponde Napoli sui giornali, no? Perché si affusca un pochino tutto quello che là con indagini, con intercettazioni sta venendo fuori adesso in Napoli, e si deve legare al sistema organizzato. Possono essere solo dei criminali? Oppure devono essere per forza gli ultra, o devono essere per forza dei tifosi che hanno un secondo fine, che vogliono andare contro De Laurentiis? Quante volte lo stiamo leggendo? E allora potrebbe anche essere semplicemente una coincidenza. Io non lo so, non posso fare indagini, non posso escludere niente, ma non lo legherei con la parola tifosi, perché là mi sembra qualcosa che noi tifosi non ci meritiamo. La chiudiamo qui. Da New York, Valerio Fluido è tutto. New York, me l'hanno scritto, sì, anche New York è pericoloso, non c'è dubbio che sia pericoloso come tutte le metropoli. State con gli occhi aperti sempre, perché poi se capita a noi il danno è più forte. Magari quando capita a loro possono recuperare, non a livello emotivo perché non fa mai piacere, però a livello economico può essere pure che non li scalfiscono più di tanto.